Rivalità, competizione, sorrisi, festa e tantissimo divertimento. Sono questi da sempre gli ingredienti delle Final Four giovanili, evento organizzato dal Comitato Regionale Veneto che riunisce sugli stessi campi per 3 intere giornate le più forti racchette under della regione. Anche quest'anno le 28 migliori rappresentative giovanili del Veneto si sono affrontate sui campi del Ticica del Moro nella suggestiva location del Lido di Venezia. A 2 passi dalla città più bella del mondo si sono sfidate senza esclusione di colpi per aggiudicarsi il titolo regionale a squadre e strappare il pass per le fasi di macroarea. 7 i titoli assegnati al Lido, ad iniziare dall'Under 10 misto, conquistato dalla New Tennis La Rotonda. Nell'Under 12 dominio assoluto del TC Padova, vittorioso tanto nel maschile quanto nel femminile. Nell'Under 14 femminile titolo al TC Scaligero e nel maschile predominio dell'Eurotennis Treviso. Mentre a cucirsi al petto gli scudetti Under 16 sono stati il CT Bardolino tra le ragazze e il Tennis Comunale Vicenza tra i ragazzi. E con gli scudetti dallo scorso anno il Comitato Regionale Veneto ha scelto di assegnare un ulteriore premio. È il trofeo Bertagna, intitolato allo storico dirigente FIT veneziano e assegnato alla miglior società delle Final Four. Quest'anno, forte della conquista di 2 titoli, a vincerlo è stato il Tennis Club Padova. Rispetto a questa manifestazione intitolata a Giorgio Bertagna, l'indimenticato presidente vicario del Comitato Regionale Veneto, mio vicepresidente per tanti anni, una grande persona, un grande sportivo, un grande dirigente. E questo per me, abbinare l'attività giovanile a Giorgio Bertagna, è il massimo che si possa fare in Veneto. Questo non è solo un torneo, è anche un grande regalo che voi come comitato fate a tutti i circoli regionali, perché tutti possono partecipare per ottenere questa che è veramente un premio. Sì, abbiamo istituito la Coppa Giorgio Bertagna, per cui le squadre che riescono ad avere più punti, che riescono ad arrivare alle Final Four, che riescono a piazzarsi nel miglior modo possibile, riescono a conquistare questa Coppa molto ambita. È chiaro che per i ragazzi e per le società il fatto di partecipare a questa manifestazione è proprio uno dei grandi risultati, perché esprime la qualità della scuola tennis e quindi anche la capacità tecnica della struttura dei circuiti tennis. Al di là degli aspetti tecnici, la cosa a cui teniamo in modo particolare è la crescita di questi ragazzi dal punto di vista educativo, dal punto di vista di avere proprio dei concetti sportivi importanti. Per arrivare fino a qui i ragazzi hanno fatto un lungo percorso fatto di sfide, vittorie e qualche deludente sconfitta. È un campionato che inizia addirittura quest'anno a fine marzo con tutta quanta la fase provinciale, e le vincenti dalle fasi provinciali passano a una fase regionale e poi dopo una fase regionale a gironi andiamo a tutti i tabelloni che portano alle prime 4 del Veneto, che ci troviamo qua. Cerchiamo sempre di aumentare questo movimento a livello giovanile per arrivare ad avere anche un titolo italiano in Veneto. Ma più che altro il movimento della federazione è sempre quello che cerca di formare giocatori di altissimo livello, e per iniziare si parte da qua. Protagonisti indiscussi delle Final Four regionali sono loro, i ragazzi che per 3 giorni hanno lottato, sofferto e gioito in un continuo alternarsi di divertimento e forti emozioni. Come va da queste parti intanto oggi? Bene, abbiamo perso, però bene, è una bella giornata. Avete perso una sfida o più di una finora? Tutte e 2. Quindi vabbè, a questo punto ci divertiamo, mi pare di capire. Bisogna. Tu hai vinto a differenza loro? Sì. Tu stai studiando il tuo avversario di domani? No, io sono riserva. Però tu darai da fuori suggerimenti ai tuoi compagni. Sì, beh, ovvio. Quindi si viene qui con un obiettivo solo? Beh sì, l'obiettivo è sempre quello, provare ad arrivare ai primi posti, poi si vede come va. E però già che si è qui in un ambiente così ci si diverte, c'è la piscina, si conoscono amici? Sì, beh, piscina ogni giorno praticamente. Tu è la prima volta che vieni qui? Sì. Ti piace? Sì, molto. Cos'è che ti piace di più di questa esperienza? Tutto. Beh, è divertente perché poi una volta all'anno possiamo vedere le amiche che conoscevamo l'anno scorso e quindi insomma è divertente. Amiche che però davanti a una sfida. Solo fuori dal campo. Perché giochi a tennis? Perché hai scelto di giocare a tennis? Perché è la mia passione, E cosa vorresti fare da grande? da tennista. Tu hai già giocato? Sì, Vinto o perso? ho perso. Vabbè, ci rifacciamo domani?
A volte si tifa magari anche se è un compagno di squadra, tra virgolette, però l'avversario del proprio figlio. Qui invece si va proprio a squadra, una cosa un po' strana per il tennis. Sì, è bellissima l'idea della squadra, è anche il motivo per cui ci si avvicina anche di più al tennis, perché non c'è l'idea di solo lui, ma c'è una squadra che si sostengono, quindi è anche molto educativo secondo me proprio per i bambini. Voi che di solito insomma giocate uno contro l'altro, è uno sport individuale, l'idea di essere una squadra. Molto bella, perché se uno perde l'altro può dopo recuperare. Quindi insomma senti una responsabilità diversa quando vai a giocare, perché giochi non solo per te. Sì, e se perdi... Ti senti un po' più in colpa? Sì. L'obiettivo di queste finali? Vincere. E se... Vi state divertendo? Sì. Prima volta che venite qui? Sì. Ma siete già andati in piscina? Sì. Ragazze, ma allora intanto tra una partita e l'altra si fa un giro in piscina? Sì. Ci si diverte? Molto. Ma meglio giocare a tennis o meglio un bagno in piscina? No, meglio giocare a tennis. Giocare a tennis. Poi tennis. Però anche piscina dopo, dai. È una bella festa, è una festa che raggruppa i più bei ragazzini della regione e noi ne siamo veramente molto molto contenti. Finale, scudetto, tutta... Ti vedo particolarmente? Beh certo, perdere il derby. Bravo Tu dici perdere e lasciarla propria ai tuoi avversari, sarebbe... Non si può, cioè non si può. Quindi no, non facciamo previsioni, se no portano... No, è impossibile. Se no partono guffate. Tensione e tifo la fanno da padrone per quasi l'intero torneo e per chi vince alla fine la gioia è inevitabile. Che soddisfazione è però vincere uno scudetto regionale? Bella, anche perché ho giocato anche bene, abbastanza bene, sto giocando sempre meglio, non so, ci siamo anche divertiti qua, che è un bel posto e niente, è bello, è sempre bello vincere. È sempre bello vincere perché è bello, ci si diverte, però se viene qua con un obiettivo l'avete portato a casa? Sì, abbiamo giocato bene tutti e 3 i giorni e sì, ci siamo divertiti e abbiamo portato a casa lo scudetto. E adesso? Adesso si festeggia. Niente da dire, bravi, adesso ci divertiamo, godiamo sto momento e poi si vedrà per il macro area. Se per chi conquista lo scudetto il passo successivo è proprio quello della fase di macro area, per chi invece organizza in prima persona queste finali, la vittoria è vedere il sorriso dei ragazzi. Sì, noi stiamo lavorando, siamo arrivati l'altro giorno col traghetto, abbiamo dovuto impiantare un po' le tende, ma insomma è una cosa che si fa volentieri anche per i ragazzi perché si vedono crescere. Qua ogni anno li vedi perché magari anche facendo i tornei li trovi da altre parti e vedi la differenza che c'è tra un anno e l'altro, è sempre una soddisfazione per i ragazzi. Oltre alla loro crescita sportiva si vede anche quanto sono felici di essere qui in un evento come questo. Certo, la location è ottima. Possiamo dire che il peso della fatica non si sente di fronte al loro sorriso. No, certo, no. È fantastico vedere che tutto funziona, è difficile la partenza come tutte le cose, ma una volta ingranato si ha la soddisfazione di vedere i ragazzi contenti, tutto va per il meglio, posto favoloso e direi che questo è gratificante per tutti. L'obiettivo adesso è vedere qualcuno di questi ragazzi magari portare a casa uno scudetto. Oddio, questi ragazzi lo porteranno a casa perché ci sarà il campione regionale, per categoria viene fatto, se lo giocano proprio in questa giornata, porteranno a casa lo scudetto, ma oltre allo scudetto penso che sia vincente per noi della federazione che portino anche a casa il ricordo di 3 giornate eccezionali che stanno passando in questo location. È indubbio che parte del successo delle Final Four sia anche della location e quella del TC Ca del Moro, che ha ospitato l'evento per il secondo anno consecutivo, è assolutamente unica. Quello che dicono tutti i ragazzi, i genitori, i tecnici che sono qui è che qui si sentono veramente a casa. Esattamente, il villaggio per questi 4 giorni è solo per loro, dalla piscina ai campi da calcetto, campi da tennis, ma soprattutto tanto tennis, 4 giorni solo per loro. Questa ovviamente è una delle manifestazioni tennistiche che ospitate qui a Ca del Moro.
Sì, grazie al comitato, alla federazione che ci supporta, anche quest'anno ci hanno dato l'organizzazione di un master finale, quest'anno addirittura 2, l'over 35 e l'over 45 maschili. Uno spazio come questo, una realtà come questa che non ha solo 4 campi da tennis, non solo la piscina ma immersa nel verde, si presta quasi a diventare qualcosa di più di un semplice tennis club. Il sogno magari è quello domani di ospitare una sorta di centro federale. Sì, è vero, non ci sono solo 4 campi da tennis in terra rossa, ne abbiamo altri 5 o 6 in erba, c'è la possibilità addirittura di costruirne degli altri dietro perché abbiamo uno spazio enorme che va dal nostro terreno al mare e ci sarebbe la possibilità. C'è un progetto ci piacerebbe che andasse in porto, però dobbiamo ancora... Facciamo le dita e stiamo scaramantici. Esattamente. Staremo a vedere. Intanto anche quest'anno, in occasione delle Final Four, non è voluto mancare al Lido di Venezia anche il vicepresidente federale Gianni Milan. Vicepresidente, un appuntamento consolidato, lei non manca mai a queste Final Four, vuole essere fra i ragazzi. Sì, cosa c'è di meglio di stare in mezzo ai ragazzi? Sono giovani, entusiasti, hanno una grande passione, poi sono vicino anche ai dirigenti del Comitato Regionale Veneto che hanno come sempre organizzato molto bene questa manifestazione che sta anche performando bene in giro per l'Italia. Ogni anno che passa che vediamo anche del tennis sempre migliore. Sì, ripeto, è chiaro che qua è un bellissimo obiettivo da parte dei circoli, delle scuole di arrivare qua perché vuol dire che sei tra i migliori e quindi molto probabilmente c'è un lavoro alla base che sta migliorando e che fa tutti noi contenti. Io come dirigente federale è chiaro che più i maestri lavorano bene meglio è per noi perché noi possiamo fare quello che possiamo, i veri attori sono i circoli, i veri attori sono i maestri.